Ci troviamo in questa posizione, mossa al nero che in preda ad un attacco di impazienza decide di giocare alfiere per H3 scagliando il proprio alfiere contro la rocco avversario. Ma questo attacco finirà nel nulla, perché è vero che adesso dopo una serie di cambi la regina può avvicinarsi nei pressi del re avversario, ma il numero di attaccanti è insufficiente e dopo una semplice mossa come donna per E3, cercando di proporre un cambio di pezzi, l'attacco del nero è praticamente svanito. Che cosa ha sbagliato in questa operazione il nero? Tutto, perché non c'erano le condizioni per portare avanti un attacco. Innanzitutto c'è il cavallo F3, il cavallo è il più grande difensore dell'arrocco ed è molto difficile portare a segno dei colpi quando il cavallo è ancora nei pressi dell'arrocco, quindi se questo cavallo non c'era magari se ne poteva già parlare. Ma in più, dopo una serie di cambi, proprio manca un numero sufficiente di attacchi, perché come in una partita di calcio bisogna vedere quanti attaccanti ci sono e quanti difensori. Ovviamente se il numero degli attaccanti è superiore a quello dei difensori è più probabile fare gol. E qui attualmente io vedo che ci sono due difensori dell'arrocco, cavallo e regina, contro ma forse un solo attaccante. L'alfiere non so se lo potrei definire attaccante perché non è che riesce a fare un granché, quindi mancano proprio i presupposti per un attacco di questo tipo. Come imparare a fare degli attacchi? Sulla Matto Scacco Academy trovi il corso Impact Attack che ti insegna tutti quei trucchetti che ti servono per imparare a sferrare attacchi feroci.